Oggi siamo carichi, motivati, la meta, l'obiettivo è sempre fisso in testa e lo raggiungeremo con tutte le nostre forze e energie. 4 tappe dure, ma ci divertiremo alla grande e raccoglieremo sicuramente soddisfazioni e tante donazioni. L'altro anno abbiamo conosciuto i nostri amici marchigiani e hanno avuto veramente dei problemi non da poco. Il sisma ha dato una scossa veramente dura anche al morale, quindi noi andiamo lì per portargli il nostro simbolico abbraccio e non solo, quindi anche questo è un obiettivo davvero importante per la Ride for Rail. Ma amici e gente che mi vuole bene, che ha sofferto con me moralmente durante il mio percorso e che oggi mi danno questa gratitudine immensa, e io voglio dare a loro tutto il mio sentimento e tutta la mia energia, perché poi trasmetterla anche agli altri tramite loro. Quindi li ringrazio, Simone, Dario, Massimo, la Silvia Marangoni, Mauro D'Adalto e tutti quanti quelli che sono presenti al nostro viaggio. Per 4 giorni cambio sport, ovviamente per beneficenza, per raccogliere fondi per l'AIL, e sono dell'idea che fare del bene porta sempre bene. Ma ci spieghi, perciò saranno 4 tappe, quanti chilometri in tutto? Ho fatto il conto ieri, sono 493 o 487, insomma più di 480 sicuri. Dopo il Giro d'Italia ho fatto il delfinato, adesso sono un periodo di riposo dove mi alleno e basta in preparazione della Vuelta in Spagna, e niente, oggi prendo questa giornata per fare una sgambata tra amici e per un'occasione che secondo me è giusto portare avanti, è giusto dare una mano se si può, tanto non costa nulla. Sono soddisfatto perché comunque è stata una bella stagione per me, per la squadra, abbiamo fatto penso un bel Giro d'Italia, abbiamo ottenuto un ottimo terzo posto in generale con Vincenzo. Abbiamo vinto penso la tappa più bella del Giro, dove c'era da affrontare 2 volte lo Stelvio, e quindi diciamo come prima metà stagione siamo molto soddisfatti. Adesso ci aspetterà l'altra metà, una squadra è già al Tour de France e noi andremo a fare la Vuelta in Spagna e cercheremo anche lì di ben figurare. Per te oggi non è difficile andare in bicicletta, ci sei abituato? No, forse non sarà difficile, però sarà sicuramente una grandissima emozione, un grande onore essere qua con Paolo e tutti i suoi amici per questa pedalata insieme, che veramente ha un significato enorme, perché lo sport credo sia una di quelle cose che ti lega alla vita davvero come pochissime altre, e quindi lo farò veramente con piacere e li accompagnerò per questa prima tappa molto volentieri. Cosa stai preparando in questo periodo? Sto preparando 2 Coppe Europa in Repubblica Ceca e in Svizzera per provare a qualificarmi per i mondiali, e vedremo per il finale di stagione.